Buonasera a tutti, visti TV, tenore de oie, di battono de triulas, dua missa e 20 chimbes, e mustorras appuntamento de tenovas, de oie, cominciamo sempre a sorridere una baitata a superiore, come il carico è cambiato, batta carchi nughetta che è sitta, e che hanno fatto la fotografia ai di voi, insomma, però con una nughetta minoretta, insomma, vista bene al bene, ma no, la foto dai prima la fotografia, non veste. Andiamo su Saravallo di oggi non ha realtà 33 gradi temperatura massima, 22 gradi temperatura minima, sole, pleno, viene da Sasulli che poi coccolanne la Saldoi, la mezzodie a Sastrese, poi carichi contigo e Abba, viene a Sassese, quindi sarà che questo evento in romanzeso di Addevere a Ertelato. Bene, Crasa invece, sabato 34 gradi, temperatura massima, 21 gradi, temperatura minima, sole pleno fino a mezzodì, poi un po' coccolata e a portaglie pare che non marchettava su 30% probabilità sarà essa strese a sa schimbe de ortaglie. Bene, diamo subito una bella nova, damos, ecco qua, siamo in laurea, si è laureata Lia Monni, laurea in fisioterapia in Università di Bucarest, figlia di Pietro Monni, ed è di una carta, mentre ora del buono profetto, mentre l'avanzamento, all'IA e complimento al Mannolo, ne siamo veramente contenti. Andiamo ad innanti e facciamo la presentazione del suo libro di Publio Dui, la canzone di Publio Dui. Questo è oggi Battle del Triula, lo 20 Kimbe, a sa 7 di Orta di a biblioteca comunale, chiaramente visti TV bicchier fitannare, ma nessuno si presta a chiacchiere lo servizio, io non posso mancare da questo appuntamento romanzeso che è a Sasotto, ma insomma visti TV nasciti e insomma provo a dare un spazio ma a Saida e chiaramente l'uvola mi interessa a metta, anzi queste prioritarie rispetto a altre, però in due loco non posso essere quindi vabbè, sì, busco qualcuno che hanno da fare diretta dai l'uvola e va bene, però non fa che in tempo, già non sa sette a inie, poi comincia alla 7:30, ma in cui dai l'appuntamento sta a 8, non posso che due cose diciamo a tessi die. A l'appuntamento abbiamo sabato Kimbe e domenica sese, sabato bisogna zambene se corda, se ortato, o in sa esta de santo degli due dure, su pranzo, domenica, chi ebbe a mezzodia sa missa, sa una lo pranzo e a sa battere corsa adesso spizzino. Non credo di essere presente, l'ha fatto Kimberg, no, c'era l'appuntamento so, importante, se, purtroppo la politica che initi l'appuntamento organizzato so pure da Emene, non posso mancare e penso che tanto gli dure non appare presente, forse magari zappa tu Kimbe ma domenica sese a essere difficile. Andiamo a vedere questo gruppo che deve cantare Betty e Mario, Music Live, ma festa del Santo Giogliedo de Dure. Però ripassare un pacco che è Santo Giogliedo de Dure, è un santo che è derivato da un piscamo, cioè da un monsignore che è viviti su secolo, su unici del secolo,
secolo de unici, fizu de Lucifero, de Lucifero e vivenzia, Teracolo de sa gleba, de una nobildonna mutida greca, e si stato insomma Monsignore in questo loco, specialmente sa cattedrale, in Suedi, in italiano Suelli, tante cose sono, bene, tante cose sono inventate e molti su mille che intende che sette. Andiamo a giocare a sovrappuntamento, questo è su Kimbe, su Manzano, Beste, su Convegno, su Salone Moreddu, su Caddo e Storia della Sarda, sa Valentia a Caddo in Sardegna e poi a sa Schimbe di Arterie, Beste, sa Spariglia, sa partecipazione de Pariglieris de Luvola, Vorda, Padria, Fonne, Castiada, Iti. Anche purtroppo ho scritto Vonne, vabbè, insomma, detriulas, Rucchim, detriulas, e cioè Crasa, e Dimo de Acre, tutto ciò che è possibile, insomma, che va tanta scuola, tanto l'appuntamento, o BCTV e non tutto il resto all'olfacere. Andiamo sul giornale, le poesie di Publio Dui nella biblioteca di Lula, appuntamento questa sera a partire dalle 19 nella biblioteca comunale con la presentazione del libro La scanzone di Publio Dui, ultima fatica filologica di Dino Manca, appena pubblicato dalla Filologia della letteratura degli italiani, Edes, Unis, eccetera, eccetera. Si tratta dell'edizione critica dell'opera del poeta onesto, del poeta della pietra, nato a Lula nel 1930 e morto a Lula nel 1995. Publi Dui, appunto, il poeta, la presentazione di stasera è organizzata dal Comune di Lula in collaborazione con la cooperativa sociale Duo Scolos. De Antoni Marras. Andiamo da innanzi, abbiamo degli incidenti in calo, autisti ancora indisciplinati. Purtroppo no, che va successo un incidente manno, questo però è in cronaca di Nugolo, i dati della polizia locale relativi al primo semestre. Meno incidenti, nessuna vittima, ma ancora troppi comportamenti pericolosi alla guida. È il quadro che emerge dai dati diffusi dalla polizia locale di Nuoro, però questo riguarda solo Zaida de Nuoro. Schianto fatale, Sardegna bloccata, no, che è un povero autista meschino, muore un camionista sulla 131 che rimane chiusa all'altezza di Macomere. Traffico nel caos. Il tir ha colpito il New Jersey e si è ribaltato. Inutili soccorsi per Filippo Ionta, 48 anni. L'ira degli autisti e dei corrieri. Strade da incubo. Sindacato accusa. Non sarà sciopero, ma il malcontento e la protesta dilagano. I lavoratori del settore autotrasporto e della logistica della CGIL sono sul piede di guerra dopo l'incidente mortale di ieri mattina sulla 131. I lavoratori denunciano la grave situazione delle strade attraverso un documento firmato da Arnaldo Boedo, segretario della FILT, CGIL Sardegna. Il settore dell'autotrasporto e della logistica della FILT CGIL, si legge nella nota, è profondamente scosso da questa ennesima morte sul lavoro. C'è una fortissima indignazione che è indescrivibile, in cui è successo un incidente meta grave. Andiamo da innanzi, gli angeli del Covid, illusi da Tolle da Manca, Fratelli d'Italia all'attacco, l'assessora difende i cantieri OOS. La giunta Todde e l'assessora al lavoro Desirée Manca hanno illuso e preso in giro gli angeli del Covid, parlando di una stabilizzazione che ancora non è arrivata.
La denuncia arriva dal vice capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Fausto Piga, che ha presentato un'interrogazione sulla necessità di portare a scorrimento le graduatorie a tempo indeterminato che il profilo di operatori sociosanitari e sulle criticità di attuazione dei cantieri occupazionali OS. Cioè praticamente questo Sovano che è stato mobilitato, forza emergenza, Covid e poi tante promesse che si hanno fatto non sono state mantese, esattamente a Galo, in stato di precarietà. Andiamo ad innanzi, registrata a quarto la prima bambina con 2 mamme, il quarto Beste Emilia come Tesini, che in questa scuola è il meta aperto, la piccola è nata grazie alla fecondazione assistita, secondo Emilia l'amore è il pilastro della famiglia. E concordiamo che in questa cosa viene si lascia qualche perplessità tentata sente, ma comunque tocca a chi nos abituiamo a situazioni e a famiglie di tipo nuovo. Una scelta d'amore destinata a scrivere una pagina di storia di quarto, ma non solo. Un sogno che si avvera per Michel Ange Castaldi, francese originaria di Marsiglia, ma in Italia da anni, residente in città con la compagna Martina Riva, mamme della piccola Michelle Ange, stesso nome della madre intenzionale, nata lo scorso 26 giugno dopo un percorso di fecondazione assistita iniziato circa un anno fa. Stesso nome, la piccola Michelle, stesso nome della madre intenzionale. Cioè la madre intenzionale è già che non è stata ingradata, insomma, ecco, messa mamma che è stata ingradata tramite la fecondazione assistita, è stata adesso la mamma intenzionale che ha l'intenzione di procreare, insomma. Va bene. 11ª volta di Giovanni Azzeni, noto Titia, che su telegiornale naturalmente non è una Titia, ma è Stittia, e tutti scrivono in sardo da Carnale Stittia. Il fantino di Nurri regala la vittoria all'Occa. Meglio di lui solo Accetto e Trecciolino. Titia trionfa su Diodoro, cavallo allenato da lui e debuttante in piazza. Diodoro è un caso che appunto ha allenato i settuti e ha trionfato. Intanto all'Ollai tutto è pronto per il 22esimo Palio degli Asinelli. Il 12 luglio la corsa, tanti gli appuntamenti a fare da cornice nel fine settimana. Andiamo da innanzi, dermatite bovina, l'appello al governo, la conferma della regione, la conferenza della regione accoglie le istanze dell'isola, subito fondi straordinari e via posta vaccinazione senza paura che chiamano ristoro. Allarme truffa online, state attento, l'invio messaggi sospetti, si è riscontrato l'invio di SMS con falso mittente INAIL, contenenti link cliccabili, che rimandano a siti non sicuri. Si tratta di tentativo di phishing e frodi informatiche. INAIL manda SMS contenenti link che rimandano a contenuti informativi presenti nel proprio portale, il cui accesso è consentito previa autenticazione. Non ne manna quindi di questo tipo. Nuove polizze catastrofali, portale di comparazione. Nella relazione 2025 l'IVAS restituisce la fotografia del mercato assicurativo. L'autorità si focalizza sul tema delle polizze catastrofali, specificando ciò che imprese e compagnie di assicurazione sono tenute a fare per garantire un funzionamento del sistema di protezione. Come vamos, costate la resoglia, cioè tocca a te pagare la polizza catastrofale.
Oh, ya. Come te che ti arreglano un'attività. Andiamo ad innanzi, percoliamo la politica internazionale, quarta telefonata tra Putin e Trump. Lo zar sull'Ucraina, non ci arrendiamo. Beh, è chiaro, come Putin è spompata su massimo, poi su fatto che arma non gli è arrivata a solito a Zelensky e quindi figurati se molla qualche cosa. Anche sul Pagliazzo lì telefonata e che gira a correre al basso, una muraglia di sangue e guerra, più che un muro di gomma. 4 telefonate a vuoto a marzo, maggio, giugno e ieri tra Trump e Putin. Circa 6 ore complessive di parole non mantenute, dilazioni, rinvii, false promesse, annunci di trattative inconcludenti e un'infinità di retorica neo-imperialista da parte del presidente russo che ad ogni conversazione ha assicurato a Trump di essere disponibile ad avviare negoziati e invece ha incrementato esponenzialmente i bombardamenti dell'Ucraina e i tentativi di sfondare i fronti di invasione. Il copione di Putin è sempre lo stesso: chiacchiere e bombardamenti, finta disponibilità e stragi di civili, ipocrisie e assalti continui anche a costo di perdere 1500 soldati. Una armata russa usata come carne da macello. Da Mosca e Washington le notizie concordano sull'ennesimo nulla di fatto della quarta telefonata fra il Cremlino e la quarta e la Casa Bianca di ieri. Povero soldato, mannato a morire in fronte, che ne motivo per uno. 2 francesi accusati di spionaggio, detenuti in Iran da oltre 3 anni. 2 cittadini francesi, Cécile Coher e Jacques Paris, sono detenuti in Iran da oltre 3 anni, accusati di spionaggio per il Mossad, il servizio segreto israeliano, cospirazione per rovesciare il regime e corruzione sulla terra. Potete scrivere corruzione sulla terra, ma è un'accusa veramente del Medioevo. Guarda. Netanyahu contestato al kibbutz, no che gli ha piccato soffrore della strage del 7 ottobre 2023, cioè un governo inefficiente che ha permesso una strage e poi dai cui dalle strage che ne sono sovvenute. Gallo che bes Putin, il prete Barroso, non rinunciamo ai nostri obiettivi, la fermezza dello zar Zelensky, servono missili USA, non quelli UE. Hamas ha dubbi nella tregua, ostaggi video shock. L'accordo per una tregua di 60 giorni a Gaza resta in bilico, porca miseria, apparentemente appeso alla volontà di Hamas, che dovrebbe sciogliere la riserva a breve. In attesa di una svolta, dalla striscia continuano ad arrivare i bollettini quotidiani delle nuove vittime di guerra, almeno 94 secondo la fazione palestinese che ha denunciato anche un raid contro una scuola rifugio e spari sui civili in fila per gli aiuti in una situazione umanitaria già catastrofica, cioè veramente un genocidio programmato. A Diogo Jota, che è un giocatore del suo Liverpool portoghese, per morto in un incidente stradale, Cristiano Ronaldo non ha senso. Il problema è che l'incidente può succedere a tutti, questo poverito che ti sposato viene andare a pacco, insomma, a tappa di questo incidente in Umbria, però non molto lui, ma ben molto pure Ruvrate. Il 28 anni e Ruvrate è 26 anni. Troncone riguarderà il Divelti a un centinaio di metri ed una carcassa capovolta della Lamborghini Huracan, ridotta ad un nero ammasso informe. E quello che resta al chilometro 65 dell'A52 vicino a Zamora, nel nord della Spagna. Sulla scena dello schianto, costata la vita all'attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese
Diogo Iotta, 28 anni, e al fratello minore André, 26 anni, calciatore del Penafiel, che trascorreva con lui le vacanze in Spagna. Poco dopo la mezzanotte l'auto sulla quale viaggiavano ha perso il controllo per lo scoppio di un pneumatico posteriore durante un sorpasso. È uscito di strada ed ha preso fuoco, secondo la ricostruzione della Guardia Civile, la quale ha segnalato come causa dell'incidente un possibile eccesso di velocità dell'auto rispetto al limite previsto di 120 km/h. Sicuramente iti veloci, non per questo merita. Allora, tancamos 7 horas de hoy, quizás solito sigla de tancatura, ponemos a Michele per la musichetta, e Vannichessa, e nos damos appuntamento torna a classe. E buongiorno a Cecilia Codui e a Nina Carani. E a tutti los che sono ascoltando. Bene, a me sorridere di buon a tutto da Visti TV, adioso e mentre da casa.